Meria più di tutti. Grazie vinci a vedere le soluzioni. Mi alzo perché se sto a sedere mi tacco un pilotto di un'ora va bene. Io rispetto a tutti i dati che ha dato Francesco ce n'è uno molto più desolante e molto più disarmante, che è quello di 4.000 persone in giro per le Marche che hanno deciso di non cercarlo più per niente il lavoro. 4.000 persone che hanno deciso di rassegnarsi, 4.000 persone che hanno perso anche la speranza, che non ci provano più neanche, che hanno capito e si sono rassegnate all'idea del fatto che un lavoro per il momento non c'è e quindi non sono più neanche disposte a cercarle, perché c'è anche l'umiliazione di una persona che cerca lavoro, magari una persona laureata con tanti titoli, che magari cerca lavoro, e lo dico con una forte consapevolezza. Io il sabato sera fino a 2 settimane fa lavoravo nel guardaroba di una discoteca e ho fatto la barista, ho fatto la cameriera e non mi vergogno di dirlo, quindi ci sono anche persone, ragazze laureate con un sacco di master che vanno cercando lavoro e sarebbero disposte a fare anche la lavapiatti, ma anche rispetto a quel tipo di lavoro gli rispondono che no, c'è un mercato saturo, che il lavoro non c'è neanche per dei lavori che in base al tuo curriculum scolastico e rispetto al fatto che tu hai studiato e quando i tuoi genitori ti dicevano, vedi, se vuoi fare carriera, se vuoi essere felice, se vuoi essere benestante da un punto di vista economico, se vuoi avere una vita agiata devi studiare. Questa cosa me l'ha detta sempre anche mia mamma, quando magari alle superiori tornavo a casa e non prendevo un voto fantastico. Mia mamma mi diceva, ricordati sempre, qualsiasi cosa tu vorrai fare nella tua vita, potrai farla solo ed esclusivamente se avrai studiato, se riuscirai a maneggiare gli strumenti della conoscenza, se riuscirai a declinare la conoscenza in un lavoro, qualsiasi esso sia. E mia mamma mi diceva, vuoi raggiungere i tuoi sogni? Vuoi viaggiare? Ti piace? Devi studiare, devi studiare. A me verrebbe da dire, se non fossi consapevole, che ovviamente non è colpa di mia mamma, però mi verrebbe tanto da dirle, mamma, io ho studiato, mi sono laureata con voti molto alti, mi sono diplomata con voti molto alti, e adesso mi mancano 2 esami alla laurea specialistica. Sono andata a studiare all'estero perché ci avete detto che magari dovevamo andare anche a formarci all'estero, però io adesso un contratto di lavoro non riesco a trovarlo. Ripeto, io sabato sera lavoravo nel guardaroba di una discoteca e lo dico in maniera molto serena perché io penso che il lavoro nobilita l'uomo e quando tu a un uomo, una persona, una donna, un giovane gli togli il lavoro gli togli la dignità e quindi non bisogna aver paura di dire che ogni persona purtroppo in questo momento è disposta a lavorare, a fare qualsiasi tipo di lavoro purché abbia una retribuzione. E quello che diceva Stefano prima nasconde anche una drammatica verità, che è quella del fatto che oggi forse in Italia il lavoro lo trovi, ma un lavoro sottopagato, un lavoro non pagato. Se Stefano ed io e molti di voi andassimo a un job center, sicuramente un lavoro con uno stage non pagato, senza alcun rimborso spese, molto probabilmente lo troveremmo e ci faremmo sfruttare per i famosi 6 mesi di stage con l'illusione del forse però magari un lavoro, ma non tanto di una settimana, di un mese, di 2 mesi, di 6 mesi, forse potremmo trovarlo, allora continuiamo a stare lì e poi al 6° mese un giorno ci cacciano via e ci dicono sei brava, questa cosa ti farà curriculum, questa cosa ti ha formato, però qui non c'è posto per te e via, rincominci un altro stage, un altro stage, un altro stage, poi arriviamo a 30 anni e a 30 anni ci vengono a dire ah, ma non hai mai fatto un lavoro, ma ormai sei troppo vecchio, ormai non puoi pensare adesso di trovare un lavoro, adesso non sei più apprendista, adesso anche per i lavori stagionali, se io volessi andare a fare un lavoro stagionale mi guarderebbero e direbbero beh, non lo so perché non sei più apprendista. Quindi non è che c'è un popolo italiano, soprattutto una generazione, la nostra, che non ha più voglia di lavorare, ma purtroppo o siamo senza esperienza, o se abbiamo esperienza siamo troppo vecchi, oppure abbiamo un master di troppo, siamo troppo formati. Ci dicono, ah, questo curriculum ci sono troppi titoli. Se voi guardate il mio curriculum trovate che io ho sempre fatto un lavoro stagionale, quindi quando vado a chiedere il riepilogo riassuntivo al job center trovo 4-5 fogli e mi dicono, ah, però poi lavoro stagionale, un contratto, io ho firmato un contratto di 3 giorni, 6 mesi, una borsa per disoccupati finanziata dalla Comunità Europea all'Istituto di Storia Contemporanea, ovviamente 6 mesi, un giorno, grazie, ci hai catalogato tutto l'archivio, hai fatto un lavoro di archiviazione, sei stata una risorsa importantissima, però no, il posto non c'è, ovviamente no. E quindi poi rincominci, e poi ho deciso di andare all'estero, vi racconto questo aneddoto per farvi capire perché poi ci costringono ad andarcene dall'Italia. Io ho deciso di tornare, ma ci ho pensato a lungo se tornare o no. Poi alla fine vi spiego perché ho deciso di tornare. Ho deciso di andare all'estero perché c'è la segretaria provinciale, lo sapete tutti, e non sono pagate per farlo, non ho neanche rimborsi spese.
Morena sa bene, quando la chiamo gli dico: Morena, stampami 1000 volantini, perché noi non abbiamo soldi per stamparceli, perché purtroppo i biglietti per andare alle riunioni d'Ancona me li devo pagare io col mio lavoro da guardarobista e con qualche